Bella a tutti regà, qui Miro ed eccoci qua nel video post partita di Fiorentina-Cagliari finita con il risultato di 0-0. Comincio col dire che ormai il campionato del Cagliari è finito perché tanto l'obiettivo Europa è troppo distante, non abbiamo gli elementi sufficienti per poter combattere appunto per un posto in Europa. Abbiamo raggiunto i 40 punti che sono la soglia salvezza, quindi il Cagliari ormai non ha nulla di più da poter chiedere al campionato. Da una parte è positiva questa cosa perché ti permette comunque di giocare le prossime partite con un po' più di tranquillità. Però per quella che era la stagione del Cagliari è un po' tragicomica la cosa. Comunque, cominciamo con quella che è stata la partita. Ho trovato ottimi, veramente molto ottimi, i due tiri da fuori che ha avuto il Cagliari immediatamente, proprio subito, appena a cominciare la partita, prima con Nengolan e poi con Rog. È incredibile come ogni volta che segni Simeone, ogni cazzo di volta, ci deve essere mezzo il VAR. È una cosa allucinante, allucinante. Tra l'altro fuori gioco, io sinceramente non mi sembrava pure con le linee. Però vabbè, è fuori gioco e lo prendo per quello che è. Però non è possibile che ogni volta che segna Simeone ci deve stare il VAR di mezzo. Cioè, è allucinante, è allucinante. Poi qua mi sono scritto una cosa che me la segno, che la dico dopo. Poi, noi dobbiamo fare un grandissimo ringraziamento. È un mezzo sfottò. Un grandissimo ringraziamento a... Madonna, raga, sto grondando. Fa un caldo della Madonna. Un grandissimo ringraziamento a Chiesa e a Ribéry. Perché hanno combinato il macello, cioè hanno veramente fatto di tutto tra un po' per non segnare. E bisogna dire grazie anche a loro perché se quei due giocatori stanno in forma ci rompevano il culo. Però fortunatamente non lo erano, si sono ostacolati tra di loro poi, quindi meglio così. E vabbè, è un po' una presa per culo, però effettivamente è vero. Poi, mamma mia Naitan. Per un attimo mi ha fatto bestemmiare sto mondo e quell'altro Naitan, per quel gol che si è magnato. Per carità non era porta vuota, poi è stato bravo Dragoschi a prenderla, però mamma mia che si è magnato. Che si è magnato, anche se dopo, immediatamente dopo, ha fatto un contropiede della Madonna che se andava a finire bene, spettacolare. Ha fatto un'azione spettacolare. Poi un'altra cosa che ci ostiniamo a fare quando è palese che il Cagliari, quando compie delle azioni che non sono all'ordine del giorno nel suo gioco, riesce a rendersi pericoloso e fare gol. Questa volta oggi non è successo e continuiamo a crossare dalla tre quarti. Io il crossare dalla tre quarti non lo reggo, perché se devi crossare vai in fondo, vai fino in fondo, non crossare dalla tre quarti. Se devi crossare, crossa dal fondo, non dalla tre quarti. Perché non se ne può più, non se ne può più di cosse dalla tre quarti. Non portano a nulla poi. Non capisco perché li facciamo. Boh. Poi non mi è piaciuto nemmeno che il Cagliari, in fase di non possesso, quando il pallone ce l'ha la Fiorentina, e generalmente si parla delle situazioni in cui la Fiorentina faceva giro palla a centrocampo, il Cagliari stava tutto dietro la linea del pallone, cioè 11 giocatori, anzi 10, portiere escluso, dietro la linea del pallone. No, così no. Così non mi piace, uno davanti lo devi lasciare. Uno davanti lo devi lasciare. 10 dietro la linea del pallone no. No, secondo me non va bene, non va per niente bene. Però quelli so cose mie, diciamo che non è il calcio che piace a me quello. Cioè, secondo me uno davanti ci deve rimanere. Perché 10 dietro la linea del pallone? Boh. Vabbè.
Poi, Ligo, regà, cioè, fermate Ligo, è una macchina da guerra. È una macchina da guerra quel Cristiano. Penso che è il giocatore che negli ultimi anni ho rivalutato di più, ma nella maniera più assoluta, perché quello che sta facendo in questa fase di campionato non è minimamente, ma nemmeno minimamente, ma nemmeno allo 0,00001% paragonabile al giocatore che abbiamo visto fino adesso. È un qualcosa di allucinante. Intelligenza tattica, sa quando fa fallo, contenimento eccellente, fase propositiva buona, ha tirato una sleppa della Madonna, gli ha rotto i polsi tra un po' a Dragoschi, io non gli posso chiedere più a Ligo Giannis. Cioè, veramente sta, non dico portando sulle spalle tutto il Cagliari, perché bene o male in tutte le partite che giochiamo sono sempre quelli i migliori. Però cioè, sta diventando anche lui un insider degli MVP. È una cosa allucinante. Un giocatore bestiale, fenomenale. Non me lo sarei mai aspettato. Complimenti a Ligo Giannis. Cioè, regà, io che elogio Ligo Giannis vuol dire che veramente sta a fa bene. Poi, una cosa che non ho capito, non voglio essere presuntuoso o dire che hanno agito in malafede, però non ho capito. Non ho capito questa cosa. Perché la Fiorentina ha avuto 4 slot per i cambi. Io, magari l'hanno detto con la telecronaca, io me la sono vista senza telecronaca la partita. Però, hanno fatto il primo cambio, ok? Hanno fatto il secondo, che dovevano essere due insieme, però non sono venuti insieme, perché uno è venuto prima del calcio d'angolo e l'altro è venuto dopo. A rigor di logica, so 3 gli slot, non 2. Quindi non riesco a capire perché poi ne hanno fatto un altro. Boh, non lo so, cioè, se puoi dimezzare un cambio doppio in prima del calcio piazzato e dopo il calcio piazzato, non ho capito sta cosa. Se me la potete spiegare gentilmente, non voglio peccare presunzione e dire che hanno barato, perché però mi è sfuggita sta cosa, ecco, perché poi hanno fatto altri cambi e io ho detto come cazzo è possibile, è il quarto slot che usano, ce ne stanno solo 3, però vabbè. Se me lo potete spiegare gentilmente. Poi, un'altra cosa che mi ha fatto incazzare da morire, ma a bestia proprio, è stato Valukiewicz. Valukiewicz. Valukiewicz io non l'ho sopportato. Non l'ho sopportato. Non puoi perdere palla quando ti chiamano l'uomo. Ti hanno chiamato l'uomo. Ma non una volta, eh. Ti hanno strillato uomo. Tu ti fai inculare palla da Ribéry in quel modo? Non esiste, non esiste. Non esiste proprio. Non ti puoi fare rubare palla così. In particolar modo da Ribéry. Poi ci ha detto quello che è andato a finire male per loro. Ma non ti puoi fare inculare palla così da Ribéry. Te l'hanno chiamato l'uomo. E poi un'altra domanda che pongo a tutti. Ma Ionita è entrato effettivamente? Perché io da quando è entrato non l'ho visto. Cioè, o l'ho visto per 2 inquadrature nel finale di partita. Perché se no per il resto zero. Ionita zero. Zero. Poi Rogue che esce, qualcuno mo dovrà spiegare, vabbè. E poi l'ultima cosa che appunto me la sono tenuta per ultima, ma questa è proprio una cosa mia personale. Sky, hai rotto il cazzo, hai veramente rotto il cazzo con quei replay di merda che durano 35 minuti l'uno che mi fai perdere i fischi, le azioni. Perché devi fare un film per ogni cazzo di replay? Ogni fottuto replay ci fanno un film, lo fanno rivedere per mezz'ora, manco fosse il trailer del cinema, e mi fanno perdere le azioni. Li mortacci vostra. Me fate vedere la partita. Me la fate vedere. Per favore, ve lo chiedo per favore. Ah, dopo questo mio piccolo sfogo personale, il video finisce qui. Fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate. E detto questo, noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella.